Io in 80 anni non ho mai visto una cosa del genere. Sembrava la fine del mondo, una roba mai vista. La tempesta di grandine si è abbattuta su Meduna alle 9, 20 minuti di vera bufera. Sembrava la fine del mondo, arrivava dal Garda, noi chiamiamo il Garda, e non sapevo da che parte guardare, ho fatto in tempo a portare dentro la macchina e si è scatenato l'inferno. Io ho acqua nelle camere, nel soggiorno, in cucina, entrava acqua ovunque, perché c'era acqua e grandine. Veniva da davanti, ma dietro ho altrettanto. Era un vortice. Una mattinata da incubo per i cittadini che hanno preso in mano pale e rastrelli per pulire e sistemare il disastro della tempesta. Lungo la strada un albero è stato letteralmente sradicato ed è finito contro il muro di un'abitazione. Vento forte, ma la tempesta che è tremenda. Pareva che lanciassero sassi su tutte le finestre. Non potevo neanche aprire la porta di casa. Tanta paura. Sì, non ho mai visto una cosa così, mai. Colpita anche la zona industriale, molte ditte si sono ritrovate l'acqua dentro. Il sindaco di Meduna è andato a fare un sopralluogo. Io ho ricevuto un sacco di telefonate di stabilimenti perché la forte pioggia copiosa e la grandine hanno praticamente bloccato le grondaie, i tetti, e l'acqua sia da di sopra sia che da sotto è riempita, hanno avuto diversi danni purtroppo. Un altro albero è caduto ed ha bloccato la statale. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per ripristinare la circolazione. Il sindaco di Meduna, assieme ad altri colleghi dei comuni colpiti dal maltempo, chiederanno la calamità naturale. L'appello del sindaco. Segnalate i danni che avete avuto nelle abitazioni, nelle aziende, nell'agricoltura. Colpita gran parte della sinistra Piave, Vidor, Valdobbiadene, Susegana, Volpago e Conegliano, fino all'Opitergino Mottense. Le scorse ore invece grandine e vento avevano devastato la Castellana, oltre alle zone di Trevignano, Villorba, Preganziol e San Biagio di Callalta. A Villorba rimane chiuso il parco via De Bocce del 24 per la caduta di un grosso albero. Il meteo dovrebbe ora dare una tregua almeno fino a giovedì, quando nuovi temporali sono previsti in tutta la provincia.